Oggi abbiamo il piacere di presentare in Consiglio regionale la scuola di alta formazione sulla lavorazione del marmo, un'iniziativa fortemente voluta da ASMAVE, che è il consorzio che riunisce le aziende del marmo veronesi, un'iniziativa di grande valore e di grande visione, perché darà la possibilità alle aziende di formare personale altamente qualificato e darà la possibilità ai giovani di intraprendere e di imparare e di specializzarsi in un mestiere che ha una tradizione fortemente secolare. ASMAV è un'associazione che raccoglie una cinquantina di aziende nel Veronese di lavorazione del marmo e sono diversi anni che noi ci occupiamo di fare della formazione presso i professionisti, oltre che altre attività per gli associati. Perché professionisti? Perché ci siamo accorti che tanti professionisti si sono allontanati da quello che è il nostro settore, la pietra naturale, deviati forse da promozioni di concorrenti di materie non lapidee che portavano acqua al loro mulino. Noi stiamo cercando di riportare l'attenzione sul settore lapideo, attenzione che oggi merita di essere altissima, perché le tecnologie fanno sì che si vada sempre inoltre, in avanti. I nostri materiali non è più vero che come una volta si macchiavano, non si macchiavano, per cui dobbiamo riportare l'attenzione sui materiali. Nel 2022 abbiamo, a seguito di un corso di formazione, fatto una pubblicazione che oggi è su tutti i tavoli di professionisti della costruzione di Verona, e questo ci ha spinto ad alzare un po' l'asticella, cioè vuol dire perché non fare qualcosa di più. Ecco che allora abbiamo avuto la proposta del nostro consulente di istituire una scuola di alta formazione che raccoglie interamente la filiera, da ciò che è la storia della pietra, la geologia, fino alle fasi ultime della posa, dopo posa, e anche delle nuove tecniche informatiche per divulgare il verbo della pietra naturale, il marketing e via dicendo nel mondo lapideo. È un corso che ha una durata di un anno, è un corso al quale invitiamo a partecipare i figli dei nostri imprenditori, ma anche coloro che sono presenti nel settore e si vogliono occupare di pietra sapendola usare, non solamente sapendo quello che è la pietra. Questo è l'obiettivo della nostra scuola. Il distretto rappresenta più di 800 milioni di euro di fatturato, rappresenta più di 700 imprese e coinvolge più di 4.500 addetti. Quindi questi sono i numeri di una realtà economico-produttiva sicuramente importante, al centro dell'attenzione internazionale. Noi ci caratterizziamo nel mondo come il più importante distretto per la trasformazione, proprio perché la capacità di innovare, la capacità di lavorare, la capacità di saper promuovere anche dal punto di vista del design e dell'innovazione tecnologica le migliori soluzioni sull'utilizzo della pietra, ecco, questo ci contraddistingue nel mondo. L'iniziativa promossa da ASMAVE della creazione di questa scuola di alta formazione va proprio nella direzione di quelle che sono le aspettative che le nostre imprese e gli imprenditori hanno. Avere personale formato, conoscere le caratteristiche fisico-meccaniche della pietra naturale, del marmo, e poter in questo modo presentare sul mercato internazionale i migliori prodotti e le migliori soluzioni. Sant'Ambrogio della Policella è una realtà conosciuta per la viticoltura, per le chiesette antiche, per i percorsi naturalistici, ma soprattutto per quello che è una tradizione legata alla estrazione e lavorazione del marmo. E dunque siamo particolarmente orgogliosi di poter presentare questa scuola di alta formazione, che sarà sicuramente un tassello importante per quello che è un territorio particolarmente vocato a questa lavorazione, e un settore che sa coniugare l'esperienza del saper fare con quelle che sono le nuove tecnologie, la possibilità di trovare sostenibilità sociale e ambientale con quelle che sono poi le caratteristiche di un settore che è diventato nel corso degli anni l'oro vero di questo settore, di questo territorio.